Fare uno sgombero a Ferragosto può essere antipatico perché non si troverà nessuno in prefettura pronto ad accogliere queste persone che finiscono in mezzo alla strada. Aspetterò la settimana successiva e poi torniamo a discuterne. Chiaro il messaggio ad Abdallah Kerzagi e alla cooperativa che gestisce una quindicina di profughi all'interno di una casa a Villorba. Lì non ci possono stare. Vengono messi 15 persone dentro una casetta di 170 metri quadri, 15 persone dentro una casetta di 170 metri quadri. Un po' stretti. Un po' strettini, compreso un bambino di 4 mesi. È evidente che quell'immobile non è come dovrebbe essere. Una situazione verificata di persona dal sindaco, con un finale decisamente fuori dall'usuale. Non si è sicuri che sia staticamente a posto, per esempio, che abbia gli impianti in regola, che non ci si possa fulminare piuttosto che non possa esplodere una bombola del gas, perché aveva le bombole del gas. Poi insomma c'erano queste persone già là da qualche giorno, non risultava fatto contratto con la contarina per l'asporto rifiuti, quindi quei rifiuti che produceva questa gente. Il pelo sull'uovo, no? No, non è pelo sull'uovo, è una questione di rispetto delle regole. La risposta è stata la denuncia della cooperativa al sindaco, al vicecomandante dei vigili e al funzionario che ha firmato questa diffida per regolarizzare le cose. Dalla prefettura ancora non ho avuto notizie, sto aspettando, però non intendo aspettare molto altro.